Ben ritrovati amici della grande musica sulle frequenze di Veneto 1 e in TV sugli schermi di Eden TV canale 86. Torna la grande musica classica con un concerto, quello che i solisti di Radio Veneto 1 hanno tenuto lo scorso 4 dicembre nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Soligo, organizzata dal comune, dall'amministrazione comunale di Farra di Soligo, in occasione della tradizionale festa di San Nicolò. Solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Ossini, che è anche qui in studio con noi e che ringraziamo. Ben trovato maestro. Grazie caro Emanuele e grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori che abbiamo sempre numerosi ai nostri concerti. Un concerto che si è svolto anche con un nuovo alleato dei solisti di Radio Veneto 1, perché insomma a risuonare nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo anche uno splendido callido, un organo, uno degli ultimi esemplari proprio costruiti dal grande maestro veneto, uno dei più grandi organari al mondo, e qui interpretato e suonato da Gianandrea Paoletta. Ma direi intanto suonato magistralmente da questo nostro grande organista che tra l'altro è veneto, Gianandrea Paoletta. Paoletta veramente ha una tecnica brillante e fa parlare l'organo, cosa che non è facile. Tra l'altro questo concerto di Vivaldi è un concerto anche poco eseguito e direi anche molto, molto, molto interessante e bello. La particolarità questa volta è il fatto che appunto i musicisti sono stati messi in cantoria, va bene, dove poi risiede anche il callido, l'organo, e io sono entrato invece dalla parte della... Ovviamente del palco, insomma, dove solitamente si dirige, pubblico che è rimasto un po' così, ha visto il direttore d'orchestra rivolgersi sì, esatto, verso la platea, verso il pubblico. Si aspetta che arriva appunto l'orchestra con il direttore, eccetera. Invece l'orchestra era già pronta in cantoria, è arrivato il direttore. E in questo caso ho diretto appunto tutti i musicisti e l'organista, appunto con la parte di solito non si vede mai del direttore frontale verso il pubblico. Quindi era forse anche interessante vedere appunto anche i movimenti, la gestualità e la tecnica della direzione d'orchestra. Allora, cominciamo subito con questo concerto dei solisti di Radio Veneto 1 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Soligo, con un concerto, il concerto per organo, violino e archi RV 541, e qui ovviamente Gianandrea Paoletta organista, violino solista Glauco Bertagnin. Ce lo ascoltiamo e poi torniamo in studio.
Il programma dei solisti di Radio Veneto 1 a Soligo è continuato dopo questo concerto per organo e violino Archi RV 541 con tutti gli orchestrali che sono scesi, sono tornati, diciamo così, nella loro postazione, e qui andremo ad ascoltare sempre Antonio Vivaldi, un concerto per 2 violini, maestro. Ma è un concerto tra l'altro virtuoso per questi 2 violini, è bellissimo, pieno di dinamica. Parte in questa tonalità però molto brillante, che è la tonalità di La maggiore, e dopo un pieno, diciamo, orchestrale all'inizio, inizia poi il il dialogo tra i 2 violini, in questo caso appunto il violinista bravissimo Glauco Bertagnin e la Fassetta, che appunto tra l'altro è una bravissima giovane violinista. Erika Fassetta, che sarà appunto con Glauco Bertagnin protagonista del concerto per 2 violini in La maggiore RV 519, solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini in questo concerto di San Nicolò nella chiesa di Soligo. Ce lo ascoltiamo e poi torniamo in studio.
E dopo questi due bei concerti di Antonio Vivaldi nella chiesa di Soligo, i Santi Pietro e Paolo, ringraziamo anche Don Brunone de Toffol che ci ha ospitato, ma in particolare ovviamente chi ha organizzato questo concerto, l'amministrazione comunale di Farra di Soligo, dal sindaco Giuseppe Nardi, l'assessore Mattia Perencin e tutto la loro giunta comunale, il loro entourage. Si aggiunge un nuovo strumento a questo concerto, comunque un solista che abbiamo già avuto modo di apprezzare anche in altri concerti dei solisti di Radio Veneto 1, ovvero Stefano Marangoni con il suo oboe. Tra poco lo ascolteremo in un concerto di Tommaso Albinoni, Opera 9 numero 2. Anche qui l'oboe, insomma, ha sempre questo suono davvero, io lo definisco sempre celestiale, sempre particolare, davvero, che unito agli archi dà davvero una sonorità incredibile. Ma in effetti, oltre alla difficoltà tecnica dello strumento, perché richiede al solista una notevole qualità anche polmonare, si sa bene che l'oboe richiede molto respiro e avere una tecnica non indifferente. Ma tra l'altro, giustamente, come dici tu, caro Emanuele, il fatto questo suono un po' angelico forse, sì, ma direi molto veneziano. A me l'oboe ricorda, chissà perché, Venezia. E in questo caso appunto Tommaso Albinoni, insomma, compositore, sappiamo, veneziano. Io ho assistito anche proprio in prima fila a questa esibizione ed è davvero particolare vedere anche questo rapporto con Lancia, no? Sempre molto attento anche proprio alla gestualità del suono. C'è tutta una preparazione attorno all'oboe. Certo, difatti la cosa anche particolare è la difficoltà appunto dello strumento, che appunto è l'oboe e anche Lancia. Infatti, se noi vediamo bene, i musicisti, gli oboisti soprattutto, sono sempre lì poi che devono bagnare quest'ancia, che è molto delicata e delicatissima anche ai cambi della temperatura, quindi grande responsabilità per il solista e per l'oboe. Certo, una difficoltà in più soprattutto nei concerti dal vivo e insomma grande merito quindi a Stefano Marangoni, e lo ascoltiamo nell'esecuzione assieme ai solisti di Radio Veneto 1 nel concerto per oboe Opera 9 numero 2, Tommaso Albinoni a dirigere il maestro Giorgio Ossini. Buon ascolto.
Dopo questo concerto di Tommaso Albinoni ci fermiamo qualche istante e poi ancora qui per continuare il nostro ascolto dei solisti di Radio Veneto 1 nel concerto alla chiesa di Soligo per la festività di San Nicolò. A tra poco. E ritorniamo qui negli studi di Veneto 1, ancora un saluto agli amici di Eden TV che ci stanno seguendo sul canale 86 del Digitale Terrestre, concerto dei solisti di Radio Veneto 1 nella chiesa Santi Pietro e Paolo a Soligo. Tradizionale concerto di San Nicolò che, come abbiamo detto all'inizio, vede protagonista anche l'organo, questo splendido Callido che è tornato a risuonare anche per questo concerto di Georg Friedrich Händel. Musicisti e tutti gli orchestrali sono tornati proprio su in cantoria vicino al maestro Gianandrea Paoletta per eseguire questo concerto per organo e archi HWV 292 opera 4 numero 4. Sì, tra l'altro anch'io in questo caso sono comunque ritornato in cantoria, anche perché devo dire che questo concerto, splendido concerto di Händel, è abbastanza capriccioso. Capriccioso nel senso che richiede una tecnica di, anche di direzione, ma di dialogo tra parte orchestrale e il solista. Per cui in questo caso ho preferito poi ritornare e stare insieme tutti in cantoria. Certo, anche perché, parlavo proprio a fine del concerto, l'ho scoperto anch'io proprio quella sera, che non è facile per l'organista seguire un'orchestra che gli è vicina, perché ovviamente lui ha lo specchio per poter guardare dietro, certo, ma non sempre riesce a seguire. Sicuramente c'è lo specchio, questo lui può vedere i movimenti del direttore, però il suono, se l'orchestra fosse invece appunto giù, arriverebbe in ritardo e sarebbe abbastanza difficoltoso. Per cui è meglio che l'orchestra sia sempre vicino all'organista. E in questo caso, appunto, come dicevo prima, il concerto di Händel è abbastanza capriccioso, è in difficoltà, è vero, quindi è bene essere tutti ben uniti per creare anche una massa sonora, bella compatta. Insomma. Anche poi tra l'altro la sezione di violini che è nella parte sinistra del monitor, non certo, vedeva bene invece la sezione dei bassi, il violoncello, i contrabbassi, che è appunto la parte destra, e quindi c'era bisogno assolutamente del direttore per coordinare le cose. E allora andiamo a gustarci questo concerto di Händel, i solisti di Radio Veneto 1, all'organo Gianandrea Paoletta, alla direzione d'orchestra il maestro Giorgio Sini.
E dopo il concerto per organo e archi di Georg Friedrich Händel, torna protagonista con i solisti di Radio Veneto 1 l'oboe di Stefano Marangoni. Qui non sarà il concerto intero di Alessandro Marcello, ma si sentirà soprattutto l'adagio in re minore, che insomma è il brano più noto, più conosciuto e che, diciamo così, a grande richiesta è stato eseguito anche in questa serata. Sicuramente che poi qui nel tornetto appunto di re minore, poi sono trascrizioni, poi in do minore, eccetera. Certo, è il brano sicuramente fra i più conosciuti, anche perché è stato utilizzato anche come colonna sonora in molti film, eccetera. E in questo caso devo ancora dire che questo brano proprio è un sodalizio tra il mare veneziano e l'architettura veneziana e l'immagine appunto di Venezia. Quindi se lo ascoltate con attenzione, aprite un po' la vostra fantasia, immaginiamo questo quadro veneziano. Andiamo quindi ad ascoltare all'oboe Stefano Marangoni con i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Ossini, questo adagio di Alessandro Marcello. Buon ascolto.
E dopo questo bellissimo adagio di Alessandro Marcello, interpretato magistralmente dal maestro Stefano Marangoni con i solisti di Radio Veneto 1, in studio con il direttore d'orchestra anche di questa serata, il maestro Giorgio Ossini, andiamo ad ascoltare un brano anche qui conosciutissimo e richiestissimo per i solisti, ovvero l'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. Si può dire basta la parola, in effetti quando si dice l'aria sulla quarta corda abbiamo già capito bene e sentiamo il suono e la famosa melodia di questo brano che a mio parere è veramente penetrante, è una melodia meravigliosa. Devo dire che in questo caso tutti i musicisti hanno risposto alla, diciamo, alla composizione di Bach in maniera esemplare. Di solito appunto facciamo le prove, sistemiamo i bilanciamenti dei suoni, compito appunto del direttore, ma qualche volta quando sentiamo che appunto le basi sono sistemate appunto a livello di bilanciamenti sonori, devo dire che possiamo lasciare a volte anche a una leggera improvvisazione. E quindi è accaduto in questo caso un fatto anche molto bello, una cosa che capita raramente, questa unione con il direttore e, diciamo, e l'orchestra, dove si diventa un tutt'uno. Si diventa un tutt'uno e quindi c'è stata una libera interpretazione, specialmente appunto nella seconda parte di questo brano. E vi invito ad ascoltare con attenzione queste note. E quindi andiamolo subito ad ascoltare i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Ossini, aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach.
E dopo questa splendida esecuzione dell'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, torneremo tra pochissimo ancora con i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini a Soligo nel concerto tradizionale di San Nicolò. A tra poco. Rientriamo negli studi di Veneto 1 per seguire l'ultima parte del concerto dei solisti di Radio Veneto 1 nella chiesa Santi Pietro e Paolo a Soligo, nel concerto tradizionale di San Nicolò organizzato dall'amministrazione comunale di Farra di Soligo e supportato da Ascotrade e da Colomberotto Culture, sempre molto vicina al Prosecco Classic Festival in cui rientra anche questo concerto dei solisti di Radio Veneto 1. Qui protagonista nel prossimo brano, siamo sempre in studio con il maestro Giorgio Sini, il concerto per violoncello e archi in La maggiore di Tartini. E in questo caso abbiamo un grande solista, tutto veneziano come Tartini, che è Giuseppe Barutti, e in questo caso, in questa bella composizione per violoncello e archi di Tartini, richiede al solista anche qui notevoli doti anche virtuose. È un brano molto brillante, si sente poi tra l'altro la tecnica violoncellistica di Giuseppe Barutti. Soprattutto il finale del secondo movimento e il terzo, insomma, si sente, non dico l'improvvisazione, sembra quasi un'improvvisazione, ma insomma tutto questo virtuosismo. Bravo, davvero. L'improvvisazione c'è, ma questa è una caratteristica anche poi dell'artista, perché Barutti a volte va al di là, insomma, della partitura, al di là, sopra le righe, in senso positivo. Perché, infatti vedevo negli occhi gli altri musicisti, proprio nel momento in cui era proprio, diciamo così, in un momento solo di violoncello, certo, quasi stupiti, no? Nel seguire, facevano parte quasi loro anche del pubblico, no? Ma difatti questa è una caratteristica di alcuni grandi artisti. E con Giuseppe Barutti queste cose accadono naturalmente, però a fin di bene sempre, perché certo, sappiamo bene che nel caso della musica classica tutto deve essere ben calibrato, certo, eccetera, in fase anche di lavoro, di studio, e le sorprese sono sempre pericolosissime, ma in questo caso l'arte di Giuseppe è come la lava vulcanica, va dove deve andare e tutti, insomma, segue il suo corso, sì, in qualche modo. Questa potenza sonora e questo fuoco che ha dentro. Davvero da non perdere, come poi anche gli altri davvero solisti, insomma, in questo davvero club prestigioso a cui fanno parte tutti questi grandi musicisti, e qui insomma sicuramente una delle punte di diamante è rappresentata dal violoncellista Giuseppe Barutti, che andiamo ad ascoltare nel concerto per violoncello e archi in La maggiore di Giuseppe Tartini. Buon ascolto.
Dopo il concerto di Giuseppe Tartini con violoncello solista Giuseppe Barutti e i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Ossini, sempre qui con noi il programma della serata in questo concerto di San Nicolò a Soligo si chiudeva con l'Ave Maria di Bach e Gounod.
Insomma, un ringraziamento poi anche al parroco e alla sua chiesa con un'Ave Maria. Ovviamente vorrei anche fare un piccolo appunto, e vi ricordo che questi sono concerti naturalmente dal vivo, e quindi sentiamo proprio l'effetto come appunto se vuoi il pubblico a casa fosse lì in chiesa. Certo. Quindi, a proposito, questo, acustica davvero direi, quasi impeccabile sì, all'interno della chiesa. Sì, eccezionale, molto bella, perché poi rende il suono anche pastoso, eccetera. Anche appunto il discorso del riverbero che può essere anche interessante per l'amalgama, perché se ce n'è troppo, ecco, ovvio, Certo. È negativo. Se è troppo poco, peggio ancora. Insomma, non era male. Era Il giusto livello, era un giusto livello, in quel sì. modo. Allora, andiamo ad ascoltare di Johann Sebastian Bach l'Ave Maria di Gounod, qui violino solista Glauco Bertagnini, i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini. Siamo giunti al termine di questo concerto dei solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini, Prosecco Classic Festival, che aveva fatto tappa a Soligo nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, questa giornata dedicata alla festa tradizionale di San Nicolò organizzata dall'amministrazione comunale di Farra di Soligo. Ancora un grazie e un saluto a Colomberotto Culture e a Scotrade che hanno sostenuto i concerti dei solisti di Radio Veneto 1, e in particolare anche un ringraziamento a chi ha dato il patrocinio per questa serata, la provincia di Treviso e la struttura Missioni Anniversari di Interesse Nazionali e dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
chiusura con il pubblico, insomma, che vi ha ringraziato calorosamente, a cui avete dedicato uno dei cavalli di battaglia dei solisti di Radio Veneto 1, ovvero? Il cavallo di battaglia, ovvero anche la sigla dei solisti di Radio Veneto 1, che appunto è il temporale dall'estate, delle 4 stagioni di Vivaldi. Lo sentirete, un brano pieno di impeto e anche il virtuosismo tecnico da parte di tutti i musicisti. In particolare del violino solista Glauco Bertagnin. Allora ci salutiamo, io ringrazio il maestro Giorgio Sini per essere stato con noi anche quest'oggi. Grazie a tutti voi e vi aspetto numerosi prossimi concerti sempre. Un grazie ai nostri ascoltatori, un grazie anche ai telespettatori di Eden TV. Tutto potrete poi rivederlo anche nei nostri canali e nel nostro sito veneto1.it. L'estate dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi, solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini. Grazie e buon ascolto.